spiega dei gamberi come che ti sciappavi. I gamberi praticamente venivano a drive e rive. Ti non ti mai sciappai però? Sì, ma non qua. Dove? Sui Cadore sempre. Sui Cadore. Ma gli stessi che era sul SIL? Gli stessi, precisi identici, perché mi ricordo che qua li ciappava e era fatti uguali. Cioè molto, abbastanza grandi, diciamo, la grandezza di un deo così. Come corpo. Ti li ciappava? Sì, li ciappava, osti mi ricordo. Ma te dico, te parlo di 25-30 anni fa. Che era, mica avevo un zio che abitava a Ponsano Veneto, e li ciappava già ora. Il fiume Giaora. Non sul SIL però. Sul SIL no, sul SIL non ho mai visto ciappare. Praticamente sui punti pinetti dell'acqua, cioè dove, perché ti sa che il fondo, cioè il letto del fosso, del SIL, è quello che contiene anche robe più sporche, diciamo, ecco. Praticamente viene sotto a riva dove è il punto d'acqua più pulito, insomma, ecco. Ma a che profondità, diciamo? Qua manda andavi? Da cosa ti accorgevi che era il... Niente, doveva andarsi a palpo. Sotto il come sasso? si può dire? A palpo. Si scondeva perché te sa che i crostacei si sconde sotto i sassi, sotto gli anfratti. Sotto... I marsonetti stessi. I marsonetti. E cosa dici i marsonetti? E ti mai che ne era che i vigna grossi, ma che ne c'era sui ponti e ora andava dentro un buso di una bottiglia, un bussolotto e te eri sicuro. E te che facevi paura con questo cheto, faceva una camminata da qua e là. Ti toccai una strada, arrivava qua. Ma cosa dice sto marzone? Era buono da mangiare, ma noi che i cenini facevamo per l'innesco, per fare esca, per ciappare bisate di notte, che ti tendevi a torgioia. E il vescovo invece cosa? Anche il vescovo, sì. Cosa il vescovo è i lombrichi. Ma non di terra? Sì. Il capiasso che... No, questo era il lamprede. E lamprede che era il bisatece. E che esiste l'amprede? Che era sotto il fango, adesso non so se che sia. Sì, va ancora Angelo Artuso, sì. Ma che sei sul SIL o no? E va sul paio col bail, e altri si soppe che ne sia ancora, penso, perché qua... Che si chiama? Lamprede. Lamprede no, ti dialetto, gergo non so in italiano. No, perché l'amprede è un pesce che si diceva che... mi pare che sia uno dei pesci che adesso non vede più. Ma se c'è, se come un lombrico, poco più. Non c'è un pesce ora. Ti fanno tocchi. La bisatea è pigue. La bisate veniva adoperata come esca? Come esca? Per i bisate, c'è fare bisate. Anche i lussi, già fatto. Anche i lussi, ecco, ma il compagno... Mi tutto poi bisate. Ecco. Dopo, come che dico, te c'è i marsoni, te c'è il grillo talpa. Se te il grillo talpa è come esca? Esca, per ciappare bisate. E gli piaceva forse meglio dell'ombrico. Grillo talpa? Grillo talpa, sì. Forse da noi che te mettete, andavi a mangiare l'orto e te cattai sta seccariola che chiamiamo, perché chiamiamo seccariola. E portaimo a casa se saimo che dobbiamo andare a pescare. Ma ascolta, ma dentro il Bartoel come facevi mettere sta roba? Come facevi? Sì, e metteva qua paera, i faceva questi lombrichi, i faceva morire qua senare muore. E dopo qua paera te la doppiai così che mettevi un bel po' di cose e rifaceva odore. Ti asseravi un fiale spago e il Bartoel ti ha visto che si rovescia perché veglia fuori il pesce. Te vedi come che si fa per roversarlo che si puisa. Viceversa della NASA e te vedi, ora te lo roversai, te gli gai e più lo destinavi. Mi avevi detto l'altra volta che era 5 anei sul Bartoese, sei 5 di più su quello, insomma grosso modo non so, non è una misura fissa ora del Bartoeo. Te puoi fare come te vuoi, te vuoi a mano, te puoi farli larghi così, grandi così, te puoi farli più fini, te puoi farlo lungo. Il tipo di pesce che te vuoi ciappare, più grande che te fa e più pesce grande va dentro, perché sennò il pesce grande sa bocchetta più non passa, come che tocca col muso e scampa.